La chiesa di San Matteo, a Genova, è per antica tradizione la parrocchia familiare della famosa casata dei Doria. Il volto del più celebrato e illustre tra i membri di questa famiglia, Andrea, vissuto fra il 1466 e il 1560, pare abbia servito da modello allo scultore che effigiò la statua del santo, collocata in una nicchia dell'altare maggiore. Andrea Doria era nato nel feudo familiare di Oneglia, ove suo padre si era da tempo ritirato per il dolore di assistere impotente alla decadenza della propria famiglia e al disfacimento civile e politico della Repubblica. Morì quasi centenario a Genova e qui, nel sotterraneo della chiesa di San Matteo, sono sepolte le sue spoglie mortali. Considerato uno dei personaggi più discussi, ma senza dubbio anche tra i più straordinari e rappresentativi dell'intero periodo rinascimentale. Le prime tracce del passaggio di Andrea nella storia della sua città si trovano negli archivi di questo palazzo e si riferiscono ai primi anni del Cinquecento. Il futuro condottiero del mare aveva allora 37 anni ed era ancora un oscuro e povero capitano di ventura. In questo palazzo avevano sede a quei tempi gli uffici di San Giorgio, il più antico e potente istituto bancario della città. I personaggi raffigurati seduti sono quelli che contribuirono con le maggiori donazioni alla fondazione dell'istituto. I minori contribuenti furono onorati invece con ritratti che li raffiguravano in piedi o con più modesto e semplice busto. Un particolare curioso nel quale è possibile ravvisare una ulteriore conferma del tradizionale rispetto genovese per il denaro. Genova era allora l'ombra dell'antica e potente Repubblica Marinara, secolare e più volte vittoriosa rivale di Pisa e Venezia. Dilaniata ormai dalle fazioni, passando da un regime guelfo ad uno ghibellino, da uno popolare ad uno aristocratico, aveva finito col perdere la sua stessa indipendenza, per divenire una trascurabile pedina sullo scacchiere della partita che Spagna e Francia giocavano con alterna fortuna per la conquista della supremazia europea. Il soldato di Ventura Andrea Doria fu stipendiato dalla sua patria, allora sotto la sovranità francese, per reprimere una rivolta in Corsica. Eseguì la sua missione con tanta spietata energia e con tale autonomia di criteri da farsi fama di uomo crudele e indipendente. E proprio le asprezze del suo carattere gli impedirono di cogliere appieno il frutto del suo successo. Dovevano passare 10 anni ancora perché la fortuna così a lungo e vanamente cercata cominciasse finalmente a sorridergli. Nel 1512, impadronitosi Giovanni Fregoso del potere cittadino e fattosi eleggere doge, nominò Andrea Doria, che lo aveva aiutato nell'impresa, prefetto del mare. Comincia da questa data l'ascesa senza precedenti che avrebbe fatto in pochi anni di Andrea Doria, improvvisatosi uomo di mare alla non più tenera età di 47 anni, il più grande ammiraglio dei suoi tempi. Con la sua flotta privata di galee, egli fu tra i primi a correre l'avventura navale. Combatté in un primo tempo al soldo di Francesco I, ma quando il sovrano francese rifiutò a Doria alcuni compensi che gli erano stati promessi e negò la restituzione di Savona alla signoria genovese, l'ammiraglio passò dalla parte dell'imperatore Carlo V. Doria dimostrò ben presto di essere il vero arbitro della vittoria nel conflitto che divideva i due più potenti sovrani dell'Occidente. Mutata la bandiera per la quale egli combatteva, mutarono infatti anche le sorti della guerra. Il 13 settembre del 1528 l'ammiraglio genovese strappò ai francesi il possesso della sua città. Il popolo lo accolse trionfalmente al grido di San Giorgio e libertà.
Questo affresco tramanda lo storico episodio dell'ingresso di Doria nella città e del comizio che vi tenne nel quartiere di San Matteo. I notabili gli offersero di farsi eleggere principe, ma l'ammiraglio rifiutò e adoperò invece il proprio prestigio militare, divenuto immenso, perché Genova avesse una nuova stabile costituzione e una concreta autonomia politica. Doria si dedicò con amore alla riedificazione civile e culturale della sua patria. Ne difese il nuovo ordine dalle insidie di numerose congiure interne e come un autentico principe del Rinascimento vi chiamò insigni artisti da ogni parte del mondo a lavorare attorno alla costruzione del suo splendido palazzo residenziale di Fassolo. Nello stesso tempo combatté sul mare tutte le guerre dell'imperatore spagnolo, difendendo con lui la causa stessa della cristianità dalla crescente e minacciosa potenza marittima dei turchi, con i quali Francesco I non aveva esitato a stringere un'empia alleanza contro Carlo V. Aveva 92 anni quando si decise ad abbandonare definitivamente il ponte di comando della sua galera ammiraglia e a ritirarsi nella sua villa. Su questa sedia egli trascorse lucido fino agli estremi istanti il resto della sua esistenza. E qui, sul prezioso tavolo che Carlo V gli aveva regalato per attestargli la sua personale stima e amicizia, ecco l'atto con cui il Senato genovese, in segno di gratitudine, gli fece pubblico dono di una casa in piazza San Matteo. Tutta la sua lunga e difficile vita l'aveva dedicata al costante impegno della politica e della guerra. Si era sposato all'età di 60 anni e non aveva avuto figli. Nella immensa e silenziosa dimora che si era costruita, la presenza della moglie e quella del prediletto nipote Giannettino, successivamente ucciso durante la congiura dei Fieschi, furono l'unico conforto alla tragica solitudine cui lo condannava la sua stessa statura politica e umana. Lui morto, la tracotanza dei turchi riprese vigore e bisognò attendere più di 10 anni perché le flotte cristiane riunite ristabilissero con la vittoria di Lepanto la sicurezza del mondo occidentale. Della famosa battaglia che vide fra i suoi capi un pronipote del grande ammiraglio, Gian Andrea, si conservano a Palazzo Doria queste preziose tavole. In esse è tracciato un quadro minuzioso ed efficace dello spettacoloso spiegamento di forze operato dall'una e dall'altra parte. Le navi della Lega Cristiana erano 245 e avevano a bordo circa 85.000 uomini e 1.815 cannoni. Quelle dell'Impero Ottomano ben 282 e imbarcavano 88.000 uomini, ma disponevano di sole 750 bocche da fuoco. Andrea Doria non era a Lepanto, ma la sua opera va senza dubbio considerata fra i contributi più notevoli al determinarsi delle condizioni storiche e politiche che resero possibile quella vittoria. Ma il ricordo della sua esistenza non rimane legato soltanto alla sua opera di grande marinaio e di grande politico. Le qualità del condottiero e del principe si sposarono in lui al culto dell'ordine e della bellezza, all'amore per l'arte. Andrea Doria ebbe dunque anche il merito singolare di ricongiungere Genova al grande movimento artistico e culturale cui partecipava tutta la penisola. Certamente la durezza spietata del suo carattere, la spregiudicatezza politica che gli valsero da vivo e da morto critiche aspre e malevole, furono l'inevitabile tributo che il suo indiscusso genio dové pagare alle regole di vita del suo tempo, di cui riflette in egual misura le luci e le ombre.